Buongiorno, buon inizio vlog. No, volevo dire weekly, in realtà non è un weekly. Niente, sto aspettando che Jimmy finisca di mangiare. Jimmy, Jimmy, è caduta una pappa fuori. Ciao Jimmy! Hai già finito? Non mangi più? Jimmy! Oh, che coscione! Amore, non mangi più? Ciao! E lei sta al sole la mattina, devo ancora pulire. Sta al sole per terra. Mi ricordo, di solito si svacca lì insieme al robottino. Devo fare anche la tinta oggi, quindi spero dal dentista non mi facciano niente, anche se in realtà ho ancora male al dente, ho male proprio a schiacciare qua, il dente del giudizio. Domani devo andare in posta perché ho una raccomandata da ritirare. Che budino! Ah, ho trovato un budino al sole! Mamma mia, come sei gnocca! Pepe, anche tu sei gnocco. Anche Pipo è gnocco. Sì. Pipo, Primo piano di panna, se si fa fare il primo piano. 11:20, sono a casa, ho gli occhiali storti, ti aiuto. Apro le finestre, una l'ho già aperta, apro anche questa. Nel frattempo sto bevendo il succo di albicocca. c'è più. Dov'è? Dov'è? Ah no, l'ho buttato. No, non c'è più. No, non c'è più, l'ho buttata l'erba. No, amore, non c'è più l'erba. Buttata. Via. Sparita. No, non c'è più. Pana. I miei fiorellini resistono. No, ma devo dire che ultimamente non fa più così freddo. Dimmi. Non c'è più l'erba, l'ho buttata. E quelli là invece li ho sistemati ieri. E sono un po' meglio. Sì, ormai non c'è più niente. Anche questi stanno andando. Questo qua è nuovo, E al momento sono esattamente 16 gradi e mezzo, più o meno, 17 dai, i due. Pepe sempre con la coda alta. E non mi farò vedere con la tinta addosso perché devo mettere questi occhiali e non mi piacciono assolutamente, perché questi sono già tutti macchiati. E la mia solita tinta e i guanti soprattutto, perché altrimenti mi faccio le mani fucsia. Tinta fatta, al momento sul balsamo, solo che ormai ho troppa ricrescita, solo che non mi fido molto a decolorarli di nuovo. E qui c'è il pranzo, oggi pasta con il tonno, ho preparato adesso il sughetto. Quando io faccio la tinta il risultato è questo. Ah, è ancora poco così, perché dopo devo risciacquare di nuovo, quindi già perderò colore e parecchio. Cambio macchina, si è rotta la macchina di Franz, si è rotto il pedale della frizione. Fortunatamente ero a casa, non ero sulla strada già, e quindi non ho rischiato niente. Ecco, adesso facciamo benzina. 30. Grazie. Facciamo benzina e andiamo poi a Belluno dal dentista, già avvisato che siamo in ritardo. Vabbè, dai. Ah sì, devi comparire anche tu perché adorano vederti nei video. Ma davvero? Sì. Dai, non ti scherzare via. Non scherzerei mica. No. Dai, è andata bene anche questa volta. È andata bene anche questa volta. Dai. Ecco. Siamo a Belluno. Il viaggio è andato bene, era la prima volta che guidavo questa macchina, la macchina di mia mamma, quindi è stato un po' un trauma, perché sono passata da gasolio a benzina. È stato un trauma. Devo ancora imparare a fare bene il cambio delle marce, ma
ce la posso fare entro sera. Sono rossissima perché in macchina c'era caldo, avevo l'aria condizionata ma non la volevo tenere al massimo perché sennò poi mi veniva freddo e vabbè, andiamo. Solite scale, solite persone, andiamo dal dentista. Solita autista lì. Sì, solita autista io, e siamo arrivati in orario lo stesso. La macchina della mamma. Sì, spesa Eurospin fatta. Aspetta che tengo il carrello, se no parte. Eurospin, si parla col telefono. Adesso sono abituata ad avere l'altra macchina e devo cercare quella di mia mamma. Qui Eurospin e di là c'è Lidl, quindi andiamo anche al Lidl ovviamente. E adesso andiamo al Determarket Caddis. Salve. Che c'è anche la parafarmacia oltretutto. Io devo comprare colluttorio di 2 tipi e il dentifricio. Fatta anche questa. Alla fine ho preso anche il... Qual è la mia macchina? Non so neanche più qual è la macchina ovviamente. E questa. Stavo sbagliando anch'io macchina, anche mia nonna l'ha detto. Mi sono presa il colluttorio con la clorexidina, che se si dovesse infiammare di nuovo il dente del giudizio, almeno quella e disinfetto, un minimo. E anche perché è ancora infiammato, ma non ho detto niente oggi perché alla fine aspetto quando ho il controllo io e buon, perché non è niente di grave. Oddio, ieri sera ho guardato e non mi pare tanto messo bene quel dente, però posso aspettare ancora un po'. Bene, adesso andiamo, guarda qua, andiamo al Mac. Non so neanche che ora sia, saranno tipo quasi le 6. Eccomi, sono le 8:05 quasi. E niente, sono a casa. E adesso vi faccio vedere la spesa di oggi. Al Determarket vi ho detto che cosa ho preso. Il mio solito colluttorio, poi ho preso il solito dentifricio e mi sono presa questo, il Curacept con la clorexidina allo 0,20%. Ecco, quindi questi 3. E poi passiamo al cibo. Ho preso anche brioche. Praticamente ho preso i croissant soliti del Lidl, poi queste che sono quelle queste brioche senza latte, senza uova per me, e poi ho queste 2 borse, in realtà quella lì non è piena. Gli affettati al Lidl non ce n'erano in offerta, infatti mi porto, ho preso solo 2 cose. Allora, ho ricomprato il pane al Kamut, questo qua bauletto, perché mi era piaciuto, ci era piaciuto in realtà, sì, anche a lui, e lo trovo migliore di quello integrale, quindi questo qua al Kamut è promosso. E poi ho preso anche il pane arabo. Io adoro il pane arabo, solo che costa un po' di più rispetto, ma neanche tanto però, 1,08 euro. Qua invece in negozio costa di più questo pane qua, cioè 4 panini così non so quanto verrebbero a costare. Comunque qua costa di più e quindi l'ho preso all'Eurospin perché ce l'hanno. Invece all'Eurospin a Cortina non hanno questo tipo di pane. Poi continuiamo con la spesa. Questo succo qua, ananas e carota, mi era piaciuto, era ancora scontato a 1 euro, quindi l'ho preso. Poi ho preso 2 di latte senza lattosio, solito. Questa bevanda gusto vaniglia, solo per soia gusto vaniglia, giusto per averla. Poi ho preso 2 pacchi di farina tipo 0 che io uso sia per i dolci che per i salati. 3 di queste creme per le mani perché erano in offerta. Poi la carta forno, queste caramelline, sarà molto contento il signore di queste caramelline qua, sono quelle frizzanti, ce le avevano all'Eurospin queste qua. Queste sono solite classiche arancia e limone, però ne avevano anche di altre tipo gusto tropicali e fragola e latte, una cosa del genere. E poi ho preso queste patate al pollo grigliato, una cosa del genere, grano e quinoa. Questo è buono da aggiungere anche se si fa magari il riso bollito o nell'insalata, insomma questo qua non è male. E poi mi sono presa questi sacchetti gelo, i grandi e i piccoli, che avevo totalmente finito, e questa pasta, i tortiglioni. Poi c'era il brie all'Eurospin e era scontato stranamente,
quindi l'ho comprato. Poi una mozzarella senza lattosio, il formaggio fresco spalmabile senza lattosio, il solito, e poi una confezione di prosciutto cotto e una di mortadella, e ultime due cose, questi pacchi delle solite patate che prendo al Lidl, quelle per il forno. E questa è la spesa per questo vlog, quindi chiuderò domani il vlog. Per il momento io vi saluto e vi aspetto domani, che per voi sarà tra un secondo, anche meno, quindi a domani. Sto andando a prendere la mia macchina a San Vito, quindi andrò a piedi. E sì, dopo tanto mi muovo a piedi, ma qua non era chiuso, vabbè, niente, discorsi miei, che vedo cose che boh. Vado a prendermi la mia appunto. Fatemi vedere una cosa, perché c'è il cartello dell'avviso di interruzione energia elettrica lunedì dalle 13:30 alle 16:30, quindi lo risento nel video e me lo ricordo. E basta. Fa fresco, però ho messo solo questa maglia qui perché sotto la canottiera, perché comunque camminando poi sia caldo. È arrivata la macchina, non c'è nessuno. Sono arrivata, yes. Adesso è tipo la seconda o terza volta che faccio quelle scale. Ho fatto decisamente un po' di passi, ho fatto 4 km. Quindi adesso è ora di andare in posta e devo andare a Borca, non qua a San Vito, perché la raccomandata invece è a Borca, quindi cioè devo fare tutto un avanti e indietro. Però sono con la macchina, quindi yeah, ci voleva questa camminata, era tanto che non camminavo, dall'ultima gita che vi ho fatto vedere, ecco, io non ho più camminato. Da questo pomeriggio in teoria inizierò a mettere via legna. Sto facendo la pappa, anzi la pasta dovrebbe essere quasi cotta. Allora, no, niente, vi aggiorno, visto che vi ho raccontato queste cose, sulla situazione delle paghe del lavoro. Praticamente la raccomandata non era un pacchettino come pensavo io, ma una raccomandata andata e ritorno dell'ispettorato del lavoro. Comunque è partito il procedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali, quindi è partito e la società cooperativa ha tempo un mese o per pagare o per rispondere, insomma, in qualche modo. Finisco di chiacchierare e concludo questo vlog perché è davvero diventato lungo e è arrivato Franz. Quindi io vi ringrazio per averlo guardato, seguitemi anche sugli altri social. Vi ringrazio, vi saluto, scollo la pasta, stiamo raggiungendo gli 8.000 iscritti con molta calma e sono contentissima perché il canale si è un attimino ripreso e sono consapevole sia un hobby, però vedere che questo hobby comunque mi porta ad un piccolo guadagno ovviamente mi fa molto piacere, c'è un'ape. Niente, vi ringrazio, ci vediamo in un prossimo video come sempre, non mancheranno video sul mio canale. Ciao!